Dottoressa, ci fa una sintesi di questo protocollo? Allora, per quanto riguarda la scuola, abbiamo ripreso il protocollo che avevamo adottato qualche mese fa perché lo scenario epidemiologico è cambiato e quindi in presenza di un soggetto positivo testeremo tutta la classe nell'arco di all'incirca 72 ore e se non ci sono altri positivi i ragazzi continueranno ad andare in classe. Questo per favorire insomma, il mantenimento dell'attività scolastica. E poi abbiamo pensato all'ideazione di un sistema di scuole sentinella che ci permetterà di capire nelle varie province, quindi sceglieremo degli istituti a campione in maniera randomizzata con un'adesione volontaria da parte della scuola e degli studenti e testeremo questi ragazzi praticamente una sezione per settimana in maniera tale da poter testare praticamente tutta la scuola periodicamente. Questo nella fascia di età delle scuole superiori fino ai 18 anni. Per quanto riguarda i ragazzini invece delle scuole medie, una classe per provincia, se i genitori saranno d'accordo faremo una sorta di sorveglianza con l'autosomministrazione del test, un'autosomministrazione vigilata che faranno i ragazzi, gli studenti della classe e i docenti, lo faranno attraverso un percorso di training e quindi di formazione in presenza di un operatore e insieme leggeranno anche il risultato del test e questo verrà ripetuto ogni 15 giorni. Quindi da un lato ci dà la possibilità di valutare la sostenibilità di questo tipo di sorveglianza, dall'altro sarà per noi importante perché ci potrebbe dare indicazione della presenza di positivi o di focolai che ci porteranno ad approfondire nell'ambito della stessa scuola o della comunità frequentata dai ragazzi stessi. Diciamo che più che nei locali è riservata ad una fascia di età che sono quelle dei giovani adulti che si ritrovano magari fuori dall'ambiente scolastico, giustamente, visto che adesso insomma è ripresa anche questo tipo di attività, quindi ci aiuta a capire se il virus è presente anche diciamo, nella popolazione che si ritrova fuori dall'ambiente scolastico e quanto circola in questa fascia di età, se possiamo rintracciarlo, ma anche per liberalizzare diciamo, no, certi contesti che magari vengono ad essere targetizzati come quelli dove si può diffondere di più il virus. E da un lato questo, dall'altro la possibilità di intercettare in maniera insomma, occasionale la possibilità di trovare qualche positivo e quindi poi evitare che ci sia una ricircolazione del virus.